Eder. Mech. Pallister. Liliana trovata in un punto e poi spostata. Mistero o bufala? In realtà il mistero non ci dovrebbe essere, perché nelle carte di un'indagine va indicato il punto preciso in cui un corpo viene trovato, il che va fatto non solo con una descrizione che ovviamente è opinabile e che si presta anche a malintesi, ma in un modo oggettivo, ovvero indicando latitudine e longitudine precise del punto di ritrovamento. E allora ovviamente dobbiamo immaginare che nella famosa relazione medico-legale fu indicato questo parametro, latitudine e longitudine, parametro che ho già riscontrato in tanti altri casi e che si è sempre rivelato esatto. Vediamo in questo caso come andrà. Ecco i parametri riportati nella relazione medico-legale, ma come vedete c'è subito un errore, c'è un 8 di troppo. Se voi inserite i parametri così vi dirà che è tutto inesistente. Allora andiamo a correggere. Quindi abbiamo già riscontrato il primo errore che poteva impedirci di localizzare il punto preciso, ma ce ne siamo accorti, l'abbiamo sistemato e adesso andremo a trovare il punto preciso. Ci può stare che chi ha fatto questa relazione non sapesse che la latitudine deve iniziare con 45. Adesso inseriamo questi parametri e vediamo il punto preciso del ritrovamento di Liliana. Non abbiamo nessun motivo per pensare che non lo otterremo. Ok, tenetevi stretti, siamo pronti per partire per questo viaggio. E invece, come vedete, buco nell'acqua, anzi in questo caso buco nella strada. Era sbagliato inizialmente il numero, abbiamo corretto il numero, la posizione indica un punto della strada e non il punto del ritrovamento del corpo. In poche parole, per credere che Liliana sia stata ritrovata in un posto preciso dobbiamo fare un atto di fede, un po' come accadde per l'auto di Olindo quando fu fatto un luminol che non rilevava nessuna traccia ematica. Come vedete, nella riga riportante i gradi di latitudine e longitudine c'è scritto che erano stati assunti da terzi. Sarebbe interessante capire chi sono questi terzi, se sono magari coloro che avevano avvisato dicendo che lì c'era un corpo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.